Buonasera e ben ritrovati amici di Terzo Tempo, una stagione intera a parlare di questa eccellenza, bellissima, straordinaria. Chi vince? Ecco, abbiamo la risposta, i campioni sono loro, l'LME, e stasera ne parliamo in studio con il presidente Arduino Pattaro e mister Andrea Barbieri. Partiamo! Finisce un'eccellenza storica, l'LME vince 2-1 e sale in Serie D. E faccio un ringraziamento anche cosa che non ho fatto alla famiglia, tra l'altro mia figlia è uscita dall'ospedale ieri e quindi oggi è venuta a festeggiare con noi. Dedico ai miei 3 figli che si sono sempre sacrificati per tutte le partite, a mio papà, a mia mamma perché non mi hanno mai mollato, a mio fratello che oggi mi ha chiamato 10 volte e per ultimo sempre al mio super angelo che è in cielo che anche oggi mi ha spinto e mi ha dato una mano grande. Eccoci qua, siamo partiti con le dediche di Andrea Barbieri, mister dell'LME, e del presidente Arduino Pattaro che come annunciato sono in studio. Buonasera. Buonasera a te. Buonasera. Benvenuti, qua abbiamo la vostra coppa che è vicino a me, dai stasera posso tenerla vicino, visto che abbiamo raccontato tutta questa eccellenza, me la lasciate qua un po'. No, possiamo lasciartela. Sì, no, beh, non del tutto. No? Allora dai, prima di rivivere le emozioni, insomma, la prima cosa che volete dire 2 giorni dopo, 3 giorni dopo ormai di quello spareggio. Presidente. Ma devo dire che credo sia stato un grande campionato in genere, che noi abbiamo fatto non un miracolo perché da quando poi è arrivato Barbieri avevamo provato a pianificare un secondo posto. Devo dire che poi si è creato un grande gruppo, con sempre tutti presenti all'allenamento e credo che poi alla fine abbiamo anche meritato di vincere, questo è quello che mi sento di dire. Barbieri, la prima cosa da dire. Grazie ai ragazzi, alla società che mi ha permesso di tornare ad allenare dopo un anno di pausa e solo grazie a questo gruppo di ragazzi fantastici che ci hanno creduto, hanno avuto fiducia in me e quindi devo solo ringraziare loro. Allora stasera ci facciamo una bella chiacchierata, riviviamo tutto, ovviamente un omaggio all'LME che ha vinto questa bella eccellenza, ma non solo, torneremo ad analizzare la partita, i protagonisti, gli episodi, insomma faremo tutto, però prima riviviamo questa giornata, la vostra vittoria. L'eccellenza si è chiusa così, sabato a Monfalcone. Clip. 16 maggio 2026, la grande stagione dell'eccellenza si decide a Monfalcone, LME, Nuovo Pordenone. Un tocco in più per Volgan. Volgan, LM1, Pordenone 0, ma questo episodio è tutto da rivedere. Da Rosso a Barbieri. Sta giocando, l'LME continua ad attaccare con Lirussi che va da Ruffo, ancora Ruffo! Segna sempre lui al Pordenone! L'ha riaperta al Pordenone, ma ve l'ho detto che questa eccellenza non ci può far parlare, non finisce mai!
E adesso contro la rovescia. La squadra ha interpretato la partita alla grande, mentalmente li ho visti proprio animali in campo. È finita l'eccellenza, l'LME tocca la vetta più alta della sua storia e raggiunge la Serie D. Un solo anno già vinta l'eccellenza. Beh, quasi era impensabile. Vincere l'eccellenza per Mortigliano, tra l'altro, che non c'era neanche mai stata, penso sia un grandissimo risultato. Sono gioie e sono sensazioni che solo il calcio può darti a qualsiasi livello, secondo me. È storia per l'LME per la prima volta in Serie D con mister Barbieri, con il presidente Pattaro, dopo un'eccellenza indimenticabile. Hanno sete. Questo è un commento non tanto tecnico, ma ci sta. E quindi dobbiamo andare a bere. Ci vediamo martedì. Certo, grazie. Ed eccoci qua. Allora, com'è andata la festa? Dai, parliamo prima delle cose frivole, poi andiamo alle cose tecniche. Allora, diciamo che noi non avevamo per scaramanzia preparato nulla. Poi, Solo la maglia bellissima, però. Io manco sapevo neanche di quello. No, i giocatori. Non volevo, per scaramanzia non volevo preparare nulla. È venuto bellissimo. Poi in effetti ci siamo fermati sul campo un paio d'ore e poi ci siamo trovati tutti a Mortigliano e siamo andati avanti bevendo e mangiando qualcosa fino a tardi, insomma. Ecco, poi salvo chi ha continuato dopo, io alla mia età mi sono ritirato dal proseguire in altre cose. Anche perché, insomma, è stata attesa, mister, no? Cioè, una stagione così sfoghi tutto, no? Sì, è stata una stagione bellissima, però anche stressante un po', e quindi abbiamo festeggiato e penso che in una carriera, come dico sempre ai ragazzi, non capita tante volte di vincere un campionato nella maniera in cui l'abbiamo vinto. Spareggio, 2000 persone. Spareggio, sempre a rincorrere, sempre a non poter sbagliare quasi mai, e quindi sabato ci siamo goduti la festa, ecco, alla grande. Non vuoi dire a che ora l'hai finita, però, o vuoi dirlo davanti a tutti, ammetterlo? Il press ci ha lasciati all'1 e noi l'abbiamo finita alle 5:30, quindi... Onesto, dai. Allora, un anno, grazie, arrivederci, recitava la maglietta. Ecco, questo dato per me è tanto importante, no? Un solo anno, tra l'altro poi ripercorreremo anche la storia di questo campionato, no, Presidente? Cioè, un anno è poco. Un anno è poco. No? Diciamo, sì, pochissimo, non poco. Credo sia la prima volta che succede, forse in eccellenza di Friuli Venezia Giulia, almeno degli anni che mi ricordo io, sicuramente. Un anno è poco. Sinceramente all'inizio non siamo partiti con l'intento, con la voglia di vincere, sinceramente avevamo detto partecipiamo, cerchiamo di confermarci in categoria, qualche partita, poi ho visto che le cose sinceramente non andavano benissimo, perdevamo dei punti e quindi poi c'è stata l'occasione ho incontrato per caso la prima volta Barbieri a Chiusa, terza, quarta partita, abbiamo bevuto una birra assieme, ma io non lo conoscevo poi alla fine. Poi ho detto, dopo la partita di Muggia ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sinceramente, e quindi ho detto ad Alessio Battisti di sentire Barbieri che sarebbe venuto da noi. E credo che abbiamo chiuso in poco tempo e successivamente l'incontro di Casalingo contro il mezzo. Però è arrivato Barbieri. Quando cambi per fare bene o perché credi di poter vincere ancora il campionato? Allora, cambio per far bene, però poi abbiamo parlato col mister, sono arrivati un paio di ragazzi a completare un po' la rosa, a migliorarla sinceramente, e da lì poi abbiamo fatto una grande cavalcata, abbiamo sbagliato pochissimo, nessuno ci ha regalato nulla credo, e siamo arrivati fino in fondo poi a vincere, ecco, sinceramente. E tu, mister, arrivi e parli giustamente di secondo posto, o dentro di te pensavi anche al primo? Perché francamente era un po' difficile pensare così in alto. Non pensavo al primo perché conoscevo il valore del Monfalcone, 12 punti in un campionato equilibrato, perché non è il campionato che hai 3 squadre e le altre, diciamo, abbordabili.
erano tutte squadre dove per andare a far punti e per andare a vincere le partite dovevi fare prestazione, quindi quando ti trovi a 12 punti dalla prima e a 9 dalla seconda, già l'azzardo di dire l'obiettivo è il secondo posto, magari per qualcuno sono stato un po' presuntuoso. Era già qualcosa di forte. Era già quasi, qualcosa no? di tanto forte. Andrea, quando dici invece posso vincere il campionato, c'è una partita, c'è un momento del campionato che dice io comincio a guardare il primo? La vittoria in casa col Muggia, secondo me, al 90. Siamo già al ritorno, no? Il Muggia che voleva provare a restare un po' in corsa anche se era difficile. Sì, diciamo che quando noi abbiamo incontrato la Juventina, il Muggia, il Tamai, li abbiamo incontrati nel momento in cui si giocavano tutto. Verissimo. Vero. E quindi erano partite da dentro e fuori per entrambe le squadre. C'è stato un momento che c'era sempre uno scontro diretto. Quelle partite non le abbiamo sbagliate, e quelle partite ci hanno dato secondo me una fiducia e una consapevolezza di dire caspita, abbiamo vinto queste partite che era da dentro e fuori per tutte e due. Vero. E quindi magari a Tamai non abbiamo disputato una delle migliori partite, però sono quelle gare che ti danno fiducia, che ti danno forza, che ti danno tanto dentro a livello di autostima e di consapevolezza. Quindi secondo me la partita col Muggia, dove sinceramente abbiamo fatto la prestazione e abbiamo fatto la partita, però non riuscivi a trovare il gol, non riuscivi a trovare la situazione per sbloccarla, l'abbiamo sbloccata al 93esimo, lì secondo me è scattato qualcosa in più. Avete avuto quella forza di vincere nei minuti finali, lo avete fatto poi col Pordenone a Mortegliano, arrivate però da quel percorso che dice il mister, no, presidente, Juventina era uno scontro diretto, Tamai era uno scontro diretto. Ecco, l'unica differenza col Monfalcone era che quel Muggia in quel momento lì era sì ancora in corsa, ma non aveva tutti i protagonisti. Ma detto questo, per il presidente qual è il momento in cui comincia a dire io questa eccellenza provo a vincerla? Devo dire che dopo queste partite qua ci siamo un po' avvicinati abbastanza al Monfalcone, in effetti poi a un certo punto la terz'ultima, quart'ultima ci siamo passati anche davanti, quindi abbiamo visto poi, sinceramente con la squadra io non ho mai fatto dichiarazioni che dovevamo vincere, poi al di là della consapevolezza loro, abbiamo visto che il Monfalcone non vinceva molto meno fuori casa in quel momento e quindi mi ha detto proviamo. Tra me e me ha detto proviamo, vediamo se ce la facciamo e questo è stato... C'è stato un momento in cui l'eccellenza ha cominciato a dire vincere l'LME, già col nuovo anno, forse qualcuno un po' prima, poi con il nuovo anno, vincere l'LME, lo sentivate, no? Ne abbiamo parlato in studio qualche mese fa, no? Questo è vero, ma noi eravamo tanto indietro, come diceva il mister, quindi non era facile recuperare tanti punti a una squadra che poi tutto sommato è molto forte come Monfalcone, ecco, sinceramente. Allora, sulla vostra vittoria... Sì. Aggiungo ancora una cosa, poi a un certo punto l'avevamo anche quasi persa, perché quando siamo andati a Monfalcone abbiamo perso, l'avevamo quasi persa poi alla fine. Sì, ci torniamo. E difatti io ho sperato soltanto che, ho detto, se il Monfalcone non vince a Muggia forse se la possiamo tornare a giocare, sperando che il Pordenone facesse punti poi alla fine, perché se il Pordenone rimaneva indietro, l'ultima partita serviva a poco. Ci sono pieno di sliding doors in questo campionato qua, Certo. Però ci arriviamo. Sulla vostra vittoria... è intervenuto mister Tomei, il suo tema molto rapido, 30 secondi, molto chiaro, aveva poco da aggiungere a quello che aveva già detto in queste settimane il mister, il tema di Tomei. Ciao Massimo, un saluto agli ospiti di studio e a tutti quelli che ci seguono da casa. Il tema di questa settimana, imparare a vincere, è quello che quest'anno Pattaro e Barbieri hanno dimostrato a tutti. Come ho sempre sostenuto, i campionati non si vincono per caso, ma con obiettivi chiari e riconoscibili e con investimenti adeguati al raggiungimento degli stessi, e non certamente con i se e con i ma. Un saluto a tutti, un abbraccio e alla prossima. Ecco, il mister ha sempre individuato questo tema, ovvero chi ha le idee chiare alla fine vince, e questo è un merito che avete entrambi, ne parleremo poi, partiamo dal presidente. Cioè, per vincere bisogna avere le idee chiare. Certo che bisogna avere le idee chiare, sicuramente sì, e bisogna anche avere il coraggio di dichiarare quello che si vuole fare. Io l'ho sempre dichiarato, ma non soltanto nel calcio, ma anche nella vita quello che volevo fare. E molti invece tendono a non dichiararlo sperando
di arrivarci comunque. Ecco, io sono abituato a dichiarare gli obiettivi, poi gli obiettivi si centrano o non si centrano, però uno li deve dichiarare secondo me. E quindi è una diversità rispetto alle altre, in eccellenza, la trovi che possa fare la differenza quindi questa cosa? Ma sai, nel mondo del calcio tutti cercano di nascondersi fino a un certo punto, finché possono, poi se nascondersi non è che ti porta dei grossi vantaggi. Sì, forse speri che gli altri non giochino alla morte contro di te. Con noi hanno giocato, devo dire, tutti alla morte, o molte squadre hanno fatto, ma anche le squadre di fascia più bassa. Difatti noi abbiamo perso punti alla fine anche con 2 o 3 squadre che è penultima, terzultima in classifica. E questo vuol dire che tutti hanno giocato al massimo con noi, però nella vita secondo me bisogna dichiarare gli obiettivi e cercare poi di centrarli nel miglior modo possibile. Li ha dichiarati Pattero, arriva Barbieri, li dichiara, secondo posto, non ti tiri mai indietro neanche quando c'è da discutere sul vincere o meno. Mister Tomei, da quando abbiamo iniziato questa trasmissione, ha sempre parlato di questo, c'eri in studio anche tu, no? Sì. Forse si è respirato un po' questo nell'LME, non è un'arroganza, è consapevolezza. Non vorrei che passasse per arroganza, ecco, no. Perché io, allora, ho parlato col press quando ci siamo incontrati per trovare l'accordo, io penso l'abbiamo trovato in 10 minuti, perché io avevo voglia di rientrare in campo, avevo voglia di rimettermi in gioco. Avevi fame, dai. Avevo fame, esatto. L'allenamento del martedì, che poi ci preparavamo per la partita di Pordenone, io ho già capito che c'era materiale, che c'era qualità. Quindi la dichiarazione che ho fatto il sabato a Pordenone era frutto già di 3 allenamenti che avevo visto la squadra viva, bella, vogliosa di raggiungere qualcosa, e quindi io mi sono sbilanciato anche per spronare un po' loro e dire: ragazzi, io ho dichiarato il secondo posto, se io arrivavo terzo, se noi arrivavamo terzi avevo fallito l'obiettivo, quindi poi bisogna nasconderci, se no... Poi fate una cosa, 4 elementi / 5 importanti, no? La formazione dell'LME di sabato allo spareggio è per 6/11 quella titolare che abbiamo visto alla prima giornata, o 7, adesso non vorrei guarda, poi ci dovrei vedere. Però poi ci sono quegli elementi inseriti importanti, no? Bolgan, De Anna, Foschiani. Foschiani c'era già. Rispetto alla prima partita, dico, no? All'inizio della stagione. Poi arriva un altro elemento, Costa. Sì. Beh, insomma, sono elementi importanti, sì, no? Sono elementi importanti. Capellari però... anche. No, Capellari c'era già? Sono entrati 3 e usciti 3. Sono entrati 3 e usciti. Okay. A livello numerico siamo rimasti sempre in 21, quindi i 3 che sono entrati sicuramente io ho avallato e ho parlato col press, però non sono... sarebbe stata l'occasione per prenderli. Però sono usciti anche 3 che volevano giustamente trovare più spazio, e quindi io rispetto tutte le scelte di tutti i giocatori. Quindi a livello numerico diciamo che la rosa è rimasta uguale, logicamente sì, quel valore aggiunto una cosa sicuramente. Che si diceva spesso, no, Andrea? Certo è arrivato Barbieri, però poi ha fatto anche determinati acquisti. Sono 3 importanti, ma sono 3. Sì. Non sono... poi dobbiamo dire un'altra cosa, perché poi non abbiamo neanche mai parlato, però qualcosa possiamo dire. Bolgan, secondo me l'abbiamo avuto il 50-60%, sì. Perché ha giocato a spezzoni di partita, anche lo spareggio qualche problema ce l'aveva, perché non si è allenato tutta la settimana. Abbiamo avuto un problema Ruffo per un paio di mesi, di cui io non ho mai fatto nessun tipo di dichiarazione, però era una cosa importante per il ragazzo e siamo contenti poi che ha superato tutto. E poi ha vinto anche lui facendo anche gol tra l'altro nel finale, quindi è vero che abbiamo rinforzato la rosa coi cambi, però qualche problema l'abbiamo avuto, e io credo che alla fine, al di là della professionalità del mister, anzi non solo del mister, di chi li allenava, dei preparatori, dei secondi, di tutti, c'è stato un grande gruppo che ha vinto alla fine, e credo con merito. Torniamo alla partita, andiamo alla partita adesso, perché quella partita lì poi è stata decisiva. Mister Stefano De Agostini sceglie le stelle dello spareggio. Sentiamo il Dea. Le 3 stelle vanno a Toffoli, perché quando è entrato ha cambiato la partita, ha fatto gol e ha dato veramente un contributo
a livello di voglia, di determinazione, ma anche di qualità al Pordenone, che stava per portarlo anche quasi al pareggio, quindi complimenti, è bellissimo per un allenatore avere un giocatore che entra con queste motivazioni. Le 4 stelle vanno a un monumentale Luca Colombera, ha fatto una partita per 70 minuti, credo che abbia tenuto il risultato in bilico grazie ad alcuni interventi veramente di altissimo livello, da grande giocatore qual è. Le 5 stelle le do a Lirussi perché con un Bolgan che non stava benissimo fisicamente si è sorbaccato tutto il lavoro sporco, diciamo, lì davanti, ha corso, ha lottato, ha dato vita con Colombera a un duello veramente di altissima qualità, e poi insomma fa un'azione sul gol del 2-0 veramente meravigliosa, e io credo che lui sia stato veramente determinante per questo risultato. E le 5 stelle superior vanno al vero fuoriclasse di questa partita, che è stato Bolgan, perché in condizioni al limite, se non anche oltre, giocare una partita di quel tipo, di quella qualità, mai in difficoltà per tutta la partita, sempre fatto la scelta giusta, non possiamo che dire che è stato lui il vero e grande protagonista di questo spareggio, e quindi complimenti a lui e complimenti a tutte e 2 le squadre. E le vostre stelle? Vediamo un po' cosa mettereste e se siete d'accordo con quelle scelte da Dea. Mister, parto da te. Da allenatore. Non do una stella a un singolo giocatore, perché ha dimostrato Bolgan di essere un fuoriclasse, come ha detto lui? Bolgan è un tuo uomo. È un mio uomo e so cosa può darmi, so cos'è lui all'interno della squadra, cosa rappresenta lui all'interno della squadra. Lui non doveva giocare, lui ha giocato con una lesione di 2,5 centimetri, aveva una prognosi di 4 settimane di stop, ha voluto giocare. È incredibile. Qua ti dimostra cosa vuol dire gruppo, avere la fame e la volontà di mettersi a disposizione, di rischiare un infortunio magari invece di 4 settimane, di 4 mesi. E questo mi rende talmente orgoglioso di questi ragazzi che ripeto, devo solo ringraziarli e devo solo far capire a loro quanto forti sono stati e quanto ci hanno tenuto a questa partita. L'approccio mentale, do le stelle io all'approccio mentale di questa partita, alla preparazione mentale di questa partita, perché la prima mezz'ora li abbiamo surclassati a livello mentale, secondo me li abbiamo proprio messi là, e quindi questo per me da allenatore è una grande soddisfazione. Quel dato di Bolgan fa dire ancora di più che è una partita incredibile, mentre qua stanno scorrendo le immagini, un po' il film della partita, siamo già al 2-0 di Ruffo, quando Bolgan poi ha sbloccato prima l'1-0. È pesante, ma poi tutto il lavoro che ha fatto come Dea, e se aggiungiamo quel dato detto da mister Barbieri, direi 5 stelle superior, assolutamente meritate. Presidente, per te? No, guarda, la penso come il mister. Io credo che poi alla fine, al di là di alcuni giocatori che sicuramente sono in grado sempre di fare la differenza in queste categorie, ha vinto il gruppo, perché soltanto senza un grande gruppo, senza la voglia di vincere di tutti, senza la coesione di tutti, difficilmente saremmo riusciti a vincere. Poi ci sono anche altri fattori che noi magari ne parliamo dopo, che siamo un paese molto piccolo, giocavamo con una città di un certo tipo, certo. Quindi dal punto di vista, sotto tanti punti di vista c'era una pressione su di noi importante, che tutti hanno superato nel miglior modo possibile, perché poi siamo arrivati alla vittoria. Insomma, stiamo parlando di una sfida che un po' ha fatto storia nel calcio dilettantistico, perché, ripetiamo, Monfalcone, campo della capolista per quasi un'intera stagione, di fronte al Pordenone, che sappiamo che storia ha, è una squadra, una realtà in ascesa, LME, che come dice il Presidente è un paesino piccolo contro una squadra con grande storia. Al di là dei valori in campo, poi questo ha un peso. Questo, sicuramente c'è un peso. Si sentiva quel pubblico, penso, no? Sì, devo dire una cosa, però, che siamo rimasti molto sorpresi anche noi,
perché ci sono stati dati anche a noi 700 biglietti da vendere, li abbiamo venduti in 2 euro, abbiamo dovuto togliere dal sito la certo. vendita, quindi è stata una cosa incredibile, impensabile. All'inizio stagione il Presidente diceva ho bisogno che anche il Paese un po' risponda. Si avvicini, no? ha risposto, devo dire che si è risposto in particolar modo nelle ultime partite, che si sono avvicinati molti che non avevo mai visto sul campo di calcio ultimamente. Andrea, mister, dici la prima mezz'ora. Io lì non so come leggerla, nel senso dico, a me l'LME è piaciuto tanto, ha dimostrato di essere una squadra che gioca, che punta. Il Pordenone ha accettato l'1 contro 1, Campaner mi ha detto sì perché io avevo la fiducia verso i miei giocatori, ma tu ti aspettavi che accettasse l'1 contro 1 così? Dimmi la verità, dai, siamo finale di stagione. Sì, ma non è che speravo accettasse, diciamo. No, che ti aspettavi, no che speravi. Sì, l'avevo preparata io così, l'avevamo preparata così con i ragazzi, di aprire i loro braccetti per andare a farci l'1 contro 1, sia con Colombera, sia con Del Savio, sia con Borsato. E infatti è successo quello, cioè, ci sono stati dei duelli in questa gara bellissimi, secondo me, dove Colombera ha fatto una gran partita, ma anche l'I Russi ha fatto una gran partita e il duello era tra loro due, quindi vuol dire che c'è stato un duello veramente di categoria, bello, sì. Ma la stessa cosa dalla parte di Ruffo con Borsato, la stessa cosa dalla parte Del Savio con De Anna, quindi in mezzo al campo eravamo sempre in parità numerica, però se tu vai a analizzare le seconde palle, se vai a analizzare il recupero palla velocemente, sempre prima. Sì. Quello fa la differenza, quello ha fatto la differenza specialmente nel primo tempo. C'era questa sensazione che la palla arrivavate voi e potevate sempre andare a cercare. Poi, ripeto, sono preparazioni tattiche diverse che ognuno adotta il suo sistema, ma ci sono stati all'interno della gara diversi duelli. E per me da fuori penso che il pubblico si sia divertito a vedere una gara così, perché magari lo spareggio pensi che sia una gara chiusa, una gara che vive solamente di fiammate, di episodi su un piazzato, invece per me è stata una partita aperta, bella. Sì. Pensavi di calciare di più in quella mezz'ora o no? Ma io pensavo di calciare di più tutto l'anno, perché alla fine noi abbiamo creato, penso, tantissimo in questo campionato, e se vado a vedere i numeri abbiamo raggiunto un attaccante in doppia cifra all'ultima giornata di campionato, che è un dato incredibile. È un dato incredibile, però abbiamo finito con la miglior difesa, che è un altro dato incredibile, giocando con 4 attaccanti, se ci pensi. Quindi alla fine vuol dire che c'è un equilibrio di squadra, vuol dire che c'è il sacrificio di giocare anche in fase di non possesso. Però sinceramente abbiamo sprecato tanto in questo campionato, che tante partite potevamo chiuderle e le abbiamo vinte stando sempre sul chi va là, sull'equilibrio, e mai avendo la forza magari di dire vado a chiuderle e recupero un attimo. Alla fine eravate stanchi? Sì, eravamo stanchi, non mi vergogno a dirlo, ma dopo una cavalcata così, perché alla fine tu hai detto prima una cosa importante, di quella squadra che siamo partiti e siamo arrivati allo spareggio con 7, 8, 11esimi uguali, ma non è stata la partita di inizio e la partita di fine. Quei 7, 8, 11esimi hanno fatto 29 partite e su 29 partite ne abbiamo vinte 19, quindi 27 partite ne abbiamo vinte 19, quindi non potevo sperare che per 95 minuti potessero tenere un ritmo così. Io avevo chiesto di partire forte, di pressare alto, però sapevo che alla fine potevamo calare un po' e siamo calati un po'. Ci sta. Presidente Pattaro, questa partita ha detto che voi avete vinto con merito, no? Questo è stato riconosciuto da tutti e questo, devo dire, qua abbiamo il mister, credo abbia fatto un lavoro straordinario, ma questo l'ho sempre detto, quindi lui ha fatto un grande lavoro, ha fatto crescere anche un po' la società, perché ha messo delle regole che tutti hanno rispettato, i 4 allenamenti, il pranzo la domenica, quindi tutte cose che creavano gruppo, coesione del gruppo, e questo secondo me alla fine ha pagato. Noi abbiamo preso, sì è vero che abbiamo preso qualche gol in generale anche nelle ultime partite, però anche il Pordenone ha calciato una volta in porta in tutta la partita, perché poi possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma ha calciato una volta in porta quando ha fatto gol, il resto non ha mai calciato in porta.
quindi vuol dire che il gruppo ha lavorato da gruppo, ha lavorato da squadra, e questo ha portato questo risultato. Il Pordenone poi quando l'ha riaperta, no? Ha cominciato un po' a cercare con voglia, con giocate, di andare a cercare il gol, gli episodi, no? Sul finale è stato un Pordenone diverso, Andrea. Assolutamente. Il Pordenone per me ha disputato una buona gara nelle loro caratteristiche, nelle loro fisicità, perché alla fine i centimetri che ha il Pordenone in eccellenza non li ha nessuno. Hanno 5-6 giocatori da 1,85 a 1,90, quindi i piazzati, le situazioni con la palla, diciamo, buttata dentro l'area anche da 3/4 campo diventano situazioni pericolose per una squadra come la nostra che di centimetri non ne ha tanti. Poi l'inerzia della partita, sai, fai il 2-1, è normale che tu prendi gol e arretri quei 5 metri, tu fai gol, aumenti il baricentro, ci sta, fa parte. Ti dico la verità, ero con Pocecco, pensavo che il 2-0 tutti e due abbiamo detto è un verdetto. Ma questa eccellenza di verdetti era meglio aspettare il triplice fischio, no? Ovviamente. Però appunto la sensazione per quasi un'ora era LME in controllo, Pordenone in difficoltà. Poi quel gol li ha svegliati, certo. come è normale che sia, insomma. No? Assolutamente. Ed è diventata una partita bella fino alla fine. Bellissima. Ed emozionante. Abbiamo avuto anche la palla del 3-1. Avete avuto la palla del 3-1? Magari, però fa parte, ti ripeto, dell'equilibrio di una gara, loro si sono scoperti, hanno concesso magari qualche ripartenza e che noi ci mancava la gamba poi per ripartire, perché ripeto avevamo speso tantissimo e quindi per me è stata una bella partita di calcio e permettimi di dirti una cosa, che sportivamente mi dispiace tantissimo per l'UFM, sportivamente, perché fare 32 partite in testa su 34 e poi rimanere col cerino in mano è brutto sportivamente parlando. Certo. Poi a livello egoistico, a livello personale è logico che giochi per vincere e non devi guardare in faccia a nessuno, però a livello sportivo mi è dispiaciuto. Ma a livello sportivo, no? Un po' se ne parlava sabato. Zanutig aveva dichiarato non sarò a vedere la partita, no? A Monfalcone. Non ha accettato questa scelta di far giocare, insomma, in casa dove c'era la capolista, il titolo, no? E alzare la coppa. A livello sportivo l'avreste giocata a casa vostra se eravate la terza della casa? Come la vedete? Il presidente, ne abbiamo parlato sabato, si può leggere in due maniere. Questo è lo sport, oppure si può leggere anche nella maniera di uno che ci ha giocato. Io non vorrei vedere a casa mia che la vincono. Sono tutte e due cose che possono valere. Presidente. Io credo che Lulli abbia fatto una scelta giusta, al di là poi degli aspetti tecnici, del pensiero del suo allenatore, che indubbiamente è uscito dalla vittoria del campionato l'ultima partita, poi alla fine c'è stato in testa, credo, tutte le giornate, fuorché una forse. Però io credo che il presidente del Monfalcone, che è un uomo di sport, abbia accettato di fare lo spareggio da loro con molta serenità e tranquillità. C'era anche ovviamente qualcuno che non era d'accordo a livello di tifoso. Tu da allenatore come lo vedi? Non avrei mai voluto, mai. Ci sta. Madonna. Ci sta alla grande. Ci sta assolutamente. No. Allora andiamo oltre la partita, lo premetto. Non ci siano equivoci, io l'ho detto subito, vittoria meritata in generale, però ci sono gli episodi. Parliamo di questi episodi della partita? Se vuole parliamo. Intanto sentiamo cosa ha detto il presidente Zanotel su questo, presidente del Pordenone. Ha parlato tanto di episodi a favore del Pordenone oggi. Sì, mi viene un po' da sorridere, preferisco non commentare, dico solo che per quello che ho letto, non so poi se è stato riportato fedelmente quello che magari poi è stato pronunciato, però effettivamente leggendo quello che ho letto viene anche un po' di tristezza, francamente. Detto questo, si gira pagina, si va avanti, ben per loro, hanno vinto e auguri, complimenti. Ma gli episodi di oggi come li commentate? Allora torniamo al discorso di prima, vorrei fare la media con quello che ci è stato attribuito di episodi a nostro favore. Nella partita più importante mi pare che le cose si siano capovolte. Se è vera la prima interpretazione deve essere vera anche la seconda.
e oggettivamente per quello che si è visto in campo io parto sempre dal presupposto che in una stagione i pro e i contro si dovrebbero sempre compensare, e poi ho un'altra certezza, che in una partita di calcio l'arbitro dovrebbe essere quasi invisibile. Cambia tutto quando l'arbitro diventa protagonista. Oggi è stato così? L'abbiamo visto tutti, insomma, quindi. Presidente. Guarda, io credo che l'arbitro non è stato protagonista, indipendentemente da certi paio di episodi. Ha iniziato con un metodo di arbitraggio e ha terminato con lo stesso metodo. Se noi andiamo a vedere, anche loro hanno fatto dei falli sugli russi mai fischiati, delle entrate di un certo tipo, quindi ha lasciato giocare il più possibile, che tutto sommato crede che una partita e uno spareggio sia la cosa migliore da fare. Poi possiamo entrare nel dettaglio delle lamentele loro alla fine del primo tempo, però io faccio una considerazione. È vero che il Tosolini ha il braccio largo, ma ti sembra una cosa normale che un ragazzo di 1,90 per 90 kg su un braccio largo cade, sviene? È svenuto, guarda, andiamo a vedere, è svenuto. Non mi dirà mica che Tosolini lo teneva, dove? Vediamo. Non c'è nessuna immagine che dimostra questo. Poi possiamo fare tante polemiche, io non voglio fare polemiche col Pordenone, anche se poi ne ha scritte di tutti i colori, ma indipendentemente da questi. Abbiamo vinto il campionato, e loro sono arrivati primi a pari noi e hanno perso lo spareggio. Guarda, non vedi da nessuna parte una trattenuta sul loro attaccante, al braccio largo e l'altro sviene. Andiamo con le immagini degli episodi, giusto per capire cosa facciamo appunto. Ecco, me li avete tolti, grazie. non vogliamo fare troppo VAR, troppo moveola, però questo è l'episodio più discusso, sì, no? Perché sarebbe il secondo giallo. Dove lo tiene? Allarga il braccio largo. Sì, non voglio fare l'arbitro. Non ha mica preso per la maglia, tirato, non ha fatto nulla di tutto questo. Poi arriva il gol e sarebbe stato eventualmente il secondo giallo. No? Se non veniva il gol probabilmente nessuno avrebbe detto niente. Nasce tutto, poi la conseguenza di quelli. Devo dire che la prima impressione della tribuna, ti viene da dire, io ero in alto, e dopo guardando. Guarda che io l'ho visto tante volte, guarda. Non c'è una trattenuta, ha solo il braccio largo, che mi sembra una cosa normale. L'altro, un ragazzo di 1,90 per 90 kg cade su un braccio largo. No, poi ha detto una cosa, con il metro che aveva questo arbitro, questo non lo finisce. No, sul metro sono d'accordo. Sul metro sono d'accordo. Qua avevano un potenziale rosso, ma secondo me è corretto il giallo. Insomma, sono 3 episodi discussi sostanzialmente e secondo me io il dubbio vero ce l'ho su questo, sull'ultimo. Sul calcio di rigore, no, se tu guardi bene attentamente, perché me lo sono guardato ripetutamente, entra perfettamente sulla palla, poi il giocatore del Pordenone arriva sul suo piede, guardalo attentamente e lo vedi, perché io l'ho guardato molto attentamente, che entra sulla palla e l'altro poi arriva sul piede dopo. Sì, però live, sai, eccolo. Live lascia. Sono 3, il discorso che ha fatto Zanotel, se è vero che gli arbitri erano a favore del Pordenone, stavolta non lo so. Non che dovevano fare un favore, noi dobbiamo giudicare gli arbitri. Certo, così. Però faccio una considerazione, non sul Pordenone, poi abbiamo fatto soltanto evidenziato dei fatti successi nelle ultime partite, però era soltanto per un problema di fortuna. Probabilmente lui dice che abbiamo avuto fortuna noi alla fine, ci può anche stare poi alla fine, perché poi sai, il giudizio dell'arbitro è di una persona, può far bene, far male. Faccio una considerazione solo, una squadra come la nostra che attacca credo molto gioca per far gol, abbiamo avuto 2 rigori tutto l'anno, mi sembrano troppo pochi sinceramente, non voglio fare polemica, ti dico, però adesso alla fine lo possiamo anche dire. Ma sì, certo, però è anche logico il ragionamento del Presidente del Pordenone, perché non lei, ma nell'ambiente ha cominciato ad accusare il Pordenone è favorito dagli arbitri. Non è una frase sua, non è una frase di Barbieri, quelle cose che si sentono nell'ambiente del dilettante, ed è vero perché le abbiamo sentite. Dice nella partita decisiva, se fosse stato così, su 2 episodi così eclatanti sarebbe stato diverso. Secondo me sono 2 episodi importanti della partita, ma non per giudicare Pordenone o LME chi deve avere un favore, è per giudicare l'arbitraggio. A me ad esempio è un arbitraggio che non è piaciuto, vi dico perché. Perché avere un metro coerente non significa che sia quello giusto.
Per me il metro coerente è l'arbitraggio giusto, migliore, non fischiare o... Ti faccio una considerazione, io qualche volta facevo anche l'arbitro, sono andato a arbitrare anche al Centro-Sud Italia. È vero. L'arbitraggio è molto diverso perché giocano con molta più foga, molto più determinazione, molto più tutto e non fischiano. È vero. Lui ha fischiato pochissimo, è un modo diverso, ma anche salendo, io vedo ogni tanto degli arbitri che sono andato qualche volta a vedere il Carlino quest'anno, ci sono degli arbitri che certe cose non le fischiano proprio, le lasciano andare. Quello è vero. Quindi è un metodo, sai, bisogna capire che tipo di disposizioni gli arbitri hanno avuto, perché poi sono arbitri che possono fare carriera questi. Sì, fanno il salto. No? Che disposizione hanno avuto dall'altro noi non lo sappiamo, ecco, però vero. Devo dire una cosa, a me non piace quando uno all'interno della stessa partita cambia modo di arbitrare. Questo ha mantenuto la sua linea dall'inizio alla fine, credo che nessuno su questo possa dire qualcosa. Sono d'accordo, su questo è vero, lo avevi detto anche tu Andrea a fine partita nell'intervista. E anche questo ragionamento dell'arbitro che arriva da Caserta ed è un modo di arbitrare diverso, certo. Lo abbiamo visto, tra l'altro parere mio, ma scusatemi, nella partita più importante regionale per me sarebbe giusto dare una soddisfazione a un arbitro regionale, io lo vedo così, voi magari preferite l'arbitro da fuori per una questione di imparzialità, ma questa era la partita più importante della regione e credo che se la meriti anche il migliore della regione, perché per me sarebbe giusto, ma questa è la mia opinione. Andrea. Cosa vuoi dire? Niente, parlo di cose tecniche. Ma no, dai, con tutto il rispetto, questo gioco qua è fatto anche da queste scelte, non credo che non le hai commentate. È un gioco pericoloso che non voglio. Ma non credo che non le hai commentate. Ha parlato il presidente. Siamo stati Barbieri che poi abita vicino a Pordenone, quindi è giusto che parli io, quelle considerazioni che ho fatto, io sento di fare queste considerazioni, poi sai, le opinioni sono sempre diverse, arrivano da due parti, c'è chi vince, c'è chi perde si lamenta, chi vince pensa che vada tutto bene. Sul caso, posso chiudere, però sul caso di Tosolini ne ho lette di ogni. Avere la certezza però non può averla nessuna. Però non vedi nessuna trattenuta, è solo il braccio largo e non può essere come un ragazzo di 1,90 per 90 kg, guarda, si è buttato. Come si sono buttati anche i filippini diverse volte prima perché loro cercavano soltanto le punizioni per far gol di testa perché fisicamente stanno meglio di noi. Fisicamente dal punto di vista mi piace questa discussione. Ecco. Io Zorzetto posso anche andare a cercare il fallo perché voglio far ammonire un giocatore importante come Tosolini. Non era giusto ammonirlo in questo Sì, no, certo, però se l'arbitro la vede, perché il rischio se l'è preso comunque Tosolini, si è preso un rischio in quell'azione lì di mettere il braccio, comunque è un episodio. Ecco, nessuno può dire, ci sarà qualcuno a casa che dirà è fallo e qualcuno che dirà che non è fallo, però una cosa è vera, il metro è stato quello. Quell'affermazione che ha detto Pattaro, chi ha visto la partita, se l'è rivista, è stato così. Poi può piacere, non piacere, ma lui il metro di giudizio è sempre stato uniforme in tutta la partita. A me ad esempio lo vedo, non è piaciuto perché per me mi piace l'arbitro che fischia le cose che devono esserci e non fischia quello che devono essere. Questo è il modo, quello che piace a me. Faccio anche un'altra considerazione. La partita, noi abbiamo avuto, quando abbiamo giocato in casa con il Pordenone, un arbitro di Roma. Io credo, l'ho detto anche a Ross, secondo me è stato il miglior arbitro che io ho visto quest'anno. Sì. Bravissimo. Sai, forse ha avuto meno occasioni di queste, però sai. Poi ho chiuso Zanottelli dicendo che l'arbitro deve essere invisibile, no? Poi ci sono stati degli episodi in cui è diventato per forza di cose visibili, poi in una partita così è inevitabile, no? Sono partite talmente importanti che qualcosa esce, però non le commenti, Andrea. La cosa curiosa è però proprio il tuo Rosso alla fine, in una partita così dove ha tollerato tante cose, dove ha tollerato peccato, no? Mi mettete un po' di immagini di Mister Barbieri prima di andare a pubblicità, perché voglio chiudere anche facendo una battuta, no? Insomma, sulla tua giornata. Ne parlavo in cronaca, uscire dalla panchina in una partita così non credo sia facile, no? Dover andare via, no. Poi con il casino che c'era. Evidentemente ho sbagliato perché a livello gesticolare ho fatto un gesto troppo plateale e quindi l'arbitro ha preso questa decisione su segnalazione. L'hai vissuta, dai, sì. eri dentro questa partita. Ero dentro al 101%. Ti vediamo. Però, ripeto, su segnalazione del quarto uomo c'è stata questa
questa situazione pensavo a un giallo, invece è arrivato direttamente col rosso, però mi assumo responsabilità, non dovevo fare quel gesto plateale con le mani, perché tante volte se tieni le mani in tasca e dici qualcosa di più pesante non succede niente, se alzi le mani ti richiamano su queste cose qua, e poi ho sbagliato io. Parte la corsa di Barbieri alla ricerca di un posto al Boito, era senza biglietto Barbieri, Non poteva salire in tribuna. non poteva, e parte questa, no dai, perché? No, qua ho trovato il cancello chiuso, ho detto ma non c'è nessuno Qua che bene, apre, esatto. aspetta che arriva uno, no salto. Vai, qua bene. Ho saltato. Ottima scelta. Poi cerchi non so cosa lì, mister, cosa cercavi? Cercavo di salire in uno spazio un po' più alto per posizionarmi sopra la panchina, per farmi sentire, perché c'era tanta gente, tutti urlavano, tutti. C'era un ragazzo sotto, un nostro tifoso, e mi fa: mister, non ti sentono, vuoi che ti do il megafono? Ok, ho detto dammi il megafono. Poi al terzo richiamo si è spento, è finita la batteria. E quindi... Molto Fellini qua però, sì, molto sì, proprio. No, ringrazio quel tifoso perché è stato veramente gentile, Porino, mi ha dato il megafono. E quindi ho visto, come ha detto il Press, ho visto tanta partecipazione anche del paese che sinceramente... Quando sono uscito ho visto che mezza tribuna era dalla parte nostra, quindi sono rimasto veramente colpito e felice di questo. Ecco qua, insomma, abbiamo rivisto anche questo momento, no? E chiudo invece con l'ultimo episodio, che questo è per augurare, per dire insomma, che ci è dispiaciuto molto che purtroppo abbiamo perso un grande protagonista in questa partita, che è stato Meneghetti. Questo è stato semplicemente uno scontro di gioco, c'era la palla lì, Zorzetto calcia, Capellari va a cercarla. Cosa è successo? Boh. No vabbè, ma quello è gioco, purtroppo ne ha fatto le spese il portiere, che è andato a cercare anche una palla bassa, complicata, insomma. Io ho sentito al telefono Meneghetti stamattina che stava andando a Trieste, gli ho chiesto come sta, mi ha detto che per un mese sicuramente non possa scendere in campo. Sì. Quindi questo lo vogliamo sottolineare. Mi dispiace per questo, anche per le partite di spareggio che andranno a fare loro. Esatto. Prossimamente, insomma, ecco. Questo è una cosa che vogliamo dire, perché è stato un grande protagonista. Purtroppo gli scontri di gioco cadono, ma noi da questo studio diciamo in bocca al lupo e torna presto in campo, perché è stato un protagonista assoluto di questa eccellenza. Pausa, pubblicità, poi continuiamo, perché dobbiamo rivivere ancora un po' la storia di questa stagione dopo aver analizzato nel dettaglio lo spareggio. A fra poco. Sì, devi vedere la visuale. Continuiamo a raccontare questa vittoria dell'Ellemé. Abbiamo analizzato la sfida nel dettaglio, ma adesso riviviamola anche da una prospettiva che noi ci teniamo, perché questa stagione noi l'abbiamo raccontata davvero nei dettagli. Dico una cosa importante, visto che anche qua, Presidente, primo dell'eccellenza, voi giocate e poi arrivano immagini, possono arrivare dappertutto, no? Fortunatamente c'è un grande seguito nei dilettanti, ma noi ci teniamo a prendere queste immagini, realizzare una sintesi, dire chi fa un passaggio, chi fa un errore, chi fa una grande giocata, ci mettiamo sempre i dettagli e poi cercare anche di raccontare storie ed emozioni. Questo è il nostro scopo, al di là poi del risultato. Questo è il motivo per cui ho iniziato questo progetto. E allora però mi serviva anche un bravo inviato, ed è arrivato Jacopo Puntin con la sua giornata da inviato, e allora riviviamo in poco più di un minuto, insomma, la giornata di sabato con Jacopo. Eccellenza, atto finale, lo spareggio, andiamo! Giornata da inviato! Ultimo capitolo di questa incredibile eccellenza. Siamo al Boito di Monfalcone per LME Pordenone, 90 minuti per decretare la vincitrice del campionato, 2000 persone, stadio sold out. Arriviamo prestissimo, quindi briscola tattica con il boss e il capo, caffettino con il capo per l'ultima partita e via, preparare tutto, anche se oggi facciamo le strette di dettagli. Andiamo a fare le coperture per respirare le sensazioni e le emozioni del match, al riscaldamento e ai tifosi del Pordenone che sono sempre bellissimi.
Game time, salutiamo il capo e cerchiamo di arrivare in postazione. Il match parte subito molto fisico, duello bellissimo tra Zorzetto e Tosolini. Quest'ultimo viene ammonito già nella prima frazione. Meneghetti deve uscire per infortunio alla testa. Su un lancio poi per Zorzetto Tosolini viene saltato, lo sfiora, Carlo si lascia cadere, si gioca secondo il direttore di gara proteste dei neroverdi che rimangono fermi, ma Tosolini sveglio vede Bolgan che con il suo solito killer instinct punisce 1-0 con Fabrizio che sta giocando con uno strappo. Festa per i 400 tifosi dell'LME. Si va all'intervallo sull'1-0, andiamo a vedere se il capo è vivo, torniamo giù nel secondo, viene espulso Barbieri che decide di dare indicazioni da fuori con il megafono. Enrico Ruffo segna il 2-0, LME che sente l'odore di Serie D, ma Toffoli trova il 2-1 e la riapre. LME che gestisce anche con un gran stop di Campana e finisce così, vince l'LME che vola in Serie D. Noi andiamo a cogliere le prime emozioni sentendo tutti i giocatori, mister e direttori. L'Iru si alza la coppa e va ad esultare con i tifosi. E mentre i ragazzi fanno festa con Bolgan e la coppa, vi saluto e per i dilettanti ci vediamo ad una prossima stagione con Giornata da Inviato. Ciao! Giornata da inviato. Chiusura con Bolgan che mostra la coppa che abbiamo in studio. Saluto Jacopo che oggi tra l'altro ha fatto un'operazione al ginocchio, quindi lo rivedremo la prossima stagione anche potenzialmente in campo, no? Dopo questa operazione. Grazie Jacopo Puntin, bellissimo, insomma è divertente, questo è il modo che ci piace anche di raccontare queste emozioni. Tra l'altro tutti i protagonisti che ha sentito Jacopo li sentiamo a fine puntata, l'abbiamo già proposto alle 19:30, ma per chi si fosse perso la nostra puntata ci sarà proprio alla fine la voce di di tanti giocatori che ha raccolto al campo Monfalcone. E allora vola in Serie D l'LME, 2 promozioni consecutive. Ne parliamo, però mi fate rivedere in questa giornata un po' di gente, perché ne ha parlato il presidente Pattaro, no? Essere riusciti a portare Mortegliano in seguito, no? Ovviamente una stagione così ha ingigantito per tutti un po' il seguito, no? Perché è stata una stagione bella, intensa, a merito dei protagonisti ed è diventata interessante. E queste sono le immagini, chiudere una stagione, una settimana prima al Bottecchia con 2500, a Monfalcone con 2000. Ecco, voi adesso andate in Serie D, che è una categoria importantissima, ma che cosa lascia questa eccellenza per il futuro, secondo voi, Presidente? Ma come ti ho detto all'inizio, secondo me è stata un'eccellenza bellissima, dove c'erano delle squadre molto forti. Se voi, anzi tu all'inizio avevate fatto dei pronostici, sicuramente non eravamo tra quelli che dovevano vincere, anzi eravamo nella parte destra della classifica, se non ricordo male, io non ricordo tantissimo, ma eravamo nella parte destra della classifica. Sai, è la prima eccellenza senza fuori quota, secondo me rimetterli sicuramente non migliorerà secondo me l'eccellenza del prossimo anno. E poi è stata combattuta fino alla fine, perché molte eccellenze, in particolar modo negli ultimi anni, non c'erano tante squadre che la volevano vincere, quindi poi uno si trovava in testa e poi vinceva il campionato, ma senza dichiararlo, senza un obiettivo primario del campionato. Quindi devo dire che è stata un'eccellenza, secondo me, quest'anno bellissima, molto intensa, è molto bella da vedere, difficile. E posso dire, interpretando il discorso del Presidente, difficilmente ripetibile, quindi, visto tutti i discorsi. Secondo me difficilmente ripetibile. Andrea? Sì, mi associo al discorso che ha fatto il Presidente. Secondo me è un'eccellenza così, l'anno che io ho vinto a Chions non era così equilibrata, non c'erano questi valori, e penso anche l'anno dopo che ha vinto il Brian. Io penso che le prime 6-7 squadre quest'anno avevano dei valori importanti, e anch'io sono d'accordo sul fattore dei fuoriquota, ma non tanto per i 2 fuoriquota in campo, che alla fine per 18 squadre sono 36 giocatori vecchi in più, ma per il livello dell'allenamento, perché tu se devi avere 2 fuoriquota in campo devi avere 6-7 fuoriquota in settimana, e il livello dell'allenamento si abbassa, l'intensità dell'allenamento si abbassa, quindi poter allenarti
con un gruppo diciamo over, per non dire vecchi, si alza il livello di allenamento, quindi anche la prestazione poi la domenica aumenta il ritmo, aumenta l'intensità, aumenta la furbizia, aumenta tutto, certo. E quindi il valore del campionato si alza. Eh sì, questo è un tema, rivedere un'eccellenza così ce lo auguriamo, insomma, come abbiamo visto dalle immagini, ma intanto dobbiamo parlare di chi ha vinto questa eccellenza. Il fatto che l'abbiate vinta, resterete, Pattaro come società, Barbieri come allenatore, quelli che hanno vinto, lo diremo penso fra qualche anno, l'eccellenza più difficile. Poi vedremo se ce ne saranno altre. Per ora alla storia resterà questo. Il Presidente mi ha ricordato l'errore del pronostico, però attenzione, ad inizio anno l'LME non aveva tutto quello che aveva dopo, forse 3 giocatori che sono comunque importanti, non sono gli ultimi arrivati, e Andrea Barbieri. È una sliding doors del campionato inevitabile. Andiamo a ripercorrere però questa vittoria nella sua storia, una storia che parte anche da quando Arduino Pattaro decide di entrare nel calcio. 5 anni fa era sicuramente impensabile. Stagione 2020-2021, Arduino Pattaro diventa presidente della Varian Mortean, parte dalla prima e in 2 anni arriva in promozione, l'ambizione c'è da subito, all'inizio si ferma i playoff, poi arrivano i trionfi, accorcia il nome la Varian Mortean Esperia in LME, dopo l'Avariano torna a giocare all'ombra del campanile al Franco Beltrame di Mortegliano e vince. Diciamo che gli ultimi 2 anni sono stati 2 trionfi, credo. L'eccellenza parte con il giovane migliore in panchina, naturalmente sotto esame. Dobbiamo cercare anche di creare una squadra, di creare un'amalgama e poi tra un paio di mesi, 2 o 3, vediamo in che situazione ci troviamo. 9 punti in 8 partite, troppo poco. UFM prima 21, LME 11ª, Pattaro decide di cambiare marcia. Quando sono arrivato eravamo lontani. Arriva Barbieri, la sua prima partita a Pordenone, la sua ultima a Monfalcone, la capolista per quasi una stagione intera contro i neroverdi battuti 2 volte in campionato. Stamattina alle 5:10 per l'esattezza, che ero là che guardavo il soffitto, pensavo proprio a questa situazione qua, però pensavo che anche il Pordenone ha iniziato la stagione qui al Boito con la Coppa Italia, quindi c'era un po' di similitudine tra le 2 squadre. Il Pordenone aveva iniziato al Boito e chiude al Morin, stesso posto, nome diverso, e pensare che su quel campo il 19 aprile sembrava fosse arrivato il verdetto con la vittoria dell'UFM sull'LME. A livello mentale il martedì successivo credimi che era dura. Il giorno dopo ho detto se il Monfalcone non vince a Muggia, secondo me possiamo anche provare a tornare a vincere. E infatti l'UFM perde a Muggia e poi al Bottecchia, poi la terza volta in stagione, ecco LME Pordenone e non c'è 2 senza 3. Tutto sommato che abbiamo meritato, abbiamo vinto 3 volte col Pordenone, quindi non possono dire che è casuale poi la cosa. Il Presidente ci ha detto che ha le idee chiare, però allo stesso tempo dice sì, era un po' impensabile 5 anni fa, quindi in parte sorpreso anche il Presidente dalla velocità con cui ha trovato la promozione di fila e la Serie D, 2 consecutive. Bon, devo dire che, come ti ho detto prima, escluso il primo anno, che era un anno in cui cominciavo a guardare cos'era il calcio dilettante, perché sinceramente non l'avevo neanche mai seguito. E poi ci siamo posti degli obiettivi, perché poi soltanto partecipare mi interessava poco e quindi abbiamo provato a vincere. Poi che abbiamo vinto in tempi così brevi non è una cosa normale, abbiamo fatto una cosa secondo me incredibile che ci ha portato a vincere sabato poi l'eccellenza, un'eccellenza tra l'altro fortissima secondo me. Quindi per Mortegliano credo sia un qualcosa che era impensabile in quei 5 anni fa sicuramente, e spero che con tutto questo ci sia ancora, che si avvicini ancora gente, e quindi anche per far bene nelle categorie superiori. Sicuramente non chiedetemi cosa faremo dopo, ma cercheremo di fare del nostro meglio, sperando di centrare degli obiettivi che secondo me possiamo provare a fare.
Anche abbiamo sottolineato i cambiamenti un po', no? La Varian Mortean Esperia ha deciso di accorciare il nome, è passato dalla Variano al ritorno a Mortegliano. Ho visto anche un po' i colori che cambiano. Sta cercando di disegnare un'identità definitiva questa società, Presidente? La sta trovando col tempo? Allora, abbiamo cercato, sì, abbiamo cambiato quei colori un po', perché io vorrei far capire al Comune che la squadra di tutti del Comune, che non è né di Lavariano né di Mortegliano. Il Comune, la squadra di Mortegliano, che era una squadra che aveva fatto bene nella storia, sicuramente aveva avuto tradizione, poi aveva avuto dei problemi molto prima che arrivassi io, e quindi i colori erano il bianco e rosso. Abbiamo cercato di riportare il bianco e rosso, mantenendo lo scudetto comunque azzurro. Stiamo cercando di trovare quei compromessi, sperando di mettere d'accordo tutti, anche se non sarà semplicissimo, certo. Poi alla fine. Ecco. Attorno adesso da Barbieri, ma la D, come la vuole fare Pattaro? È presto, però un Presidente che ha le idee chiare ci ha già pensato, secondo me, qualcosa può dirci. Ma cosa posso dirvi? Posso dirti, sicuramente l'obiettivo è giocare a Mortegliano. Ci sono delle cose da fare, sai, se il sindaco, perché nessuna squadra dilettantistica è proprietaria di uno stadio, quindi ci deve essere la massima sinergia col Comune, che deve darti una mano a fare certe cose per poter giocare nel Comune. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, abbiamo confermato Barbieri, e adesso vedremo anche di creargli uno staff adeguato, e poi assieme al mister proveremo a fare una squadra per poter stare sicuramente in categoria. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Posso rivelare una cosa, Presidente? Un giorno non lo so. Sì, un giorno mi hai detto, per la D io sarò un Presidente presente. Questo secondo me fa capire perché tante volte giustamente i Presidenti investono, il calcio è giustamente una parte della loro vita, c'è l'azienda, c'è l'impresa che anche tu ovviamente hai, però mi hai detto io posso essere presente. Io cerco di essere presente, probabilmente, sai, è importante creare secondo me un team, un gruppo di persone che condividono il progetto, che portano avanti certe idee. Vedi, abbiamo dato continuità col direttore sportivo, 5 anni che c'è. Adesso ci aggiungeremo qualcos'altro, sicuramente, stasera non voglio fare i nomi, però qualcosa aggiungeremo, miglioreremo un po' lo staff, lo completeremo perché dovremo farlo, quindi io so che in un progetto dobbiamo fare tutte queste cose perché dobbiamo crescere a livello societario. Siamo una società nuova, di fatto io sono lì da 5-6 anni, è da poco tempo che sono lì, e quindi sai, speriamo di essere bravi e di sbagliare il meno possibile. La sfida, ci pensi che il prossimo anno troverai il Cernis Muzzane, il Presidente Zanulli? Vincenzo è un amico e andremo a cena, lo inviterò a cena a breve, quindi ci divertiremo intanto a cena. Poi è una sfida che insomma tra amici che vi piacerà realizzare. Ma sarà una festa, probabilmente non è una sfida, sarà una festa. Assolutamente, insomma. Abbiamo detto gli interpreti siete qua, però è giusto, dopo sentiremo un po' di giocatori. È stato nominato Battistis, no? Una società che si sta strutturando, Modolo Perelli che ha lavorato in questa società, che è stato un grande giocatore e quest'anno ha fatto parte della dirigenza che ha costruito questa squadra. E poi abbiamo detto, mister, sei arrivato, idee chiare e hai cominciato questo percorso straordinario, però nel racconto c'è quel passaggio di Monfalcone che per me è clamoroso. Monfalcone a me sembrava una tappa dell'eccellenza quasi decisiva, se non decisiva. Tu mi hai detto mentalmente è stata dura. Sì, mentalmente è stata molto dura per come anche abbiamo perso. È stata una partita secondo me equilibrata, secondo me lì posso dire di aver sbagliato qualcosa io nella preparazione. Non ho trasmesso qualcosa che di solito trasmetto, ho provato a prepararla per portare a casa magari il punto e non provare a vincerla, e lì magari posso aver sbagliato, perché anzi mi prendo tutte le responsabilità di aver sbagliato qualcosa. Pensavi di averlo perso un po' dentro di te quel campionato? Sì, sì, perché
ti ripeto, è stata una batosta mentale importante, e quindi non dovevamo più pensare solo a noi, ma dovevamo sperare anche in passi falsi altrui, quindi c'è stato diciamo un weekend negativo, e dal martedì è stato l'allenamento penso più difficile della mia gestione, il post Monfalcone. Però ripeto, lì ho capito ancora una volta che c'è stata reazione, che la squadra non mollava, e quindi 9 siamo stati punti. bravi, abbiamo fatto 9 punti. La partita con la Forum era la più difficile, era la più delicata, e invece non l'abbiamo sbagliata, e quindi siamo stati bravi, e poi siamo andati a Fiume, abbiamo vinto, poi abbiamo vinto l'ultima col Fontana, e dopo sappiamo. Andrea Barbieri, qua ti vediamo a guardare all'ombra del cantiere di Monfalcone la tua squadra, porti una giovane realtà, come ha detto il presidente Pattaro, in Serie D per la prima volta nella sua storia. Lo fai su quel campo che ha una storia enorme, che sembrava destinato a tornare in Serie D. Che momento è per te, allenatore, anche come carriera, dopo che appunto per un anno aspettavi quella D che non è arrivata? Che cosa ha significato? Che cosa significa questo momento qua? Significa rientrare in una categoria che per me è bellissima, che è una categoria che ho avuto la fortuna di fare, e secondo me si respira calcio. È una categoria difficile però bellissima, quindi sono felice di poterla raggiungere di nuovo, e spero di arrivare agli stessi risultati insieme alla società, e di creare qualcosa che penso sarà storico, perché penso che le altre squadre del girone non sanno neanche pronunciare la parola LME, quindi figurarsi, non sanno neanche dov'è. Mortegliano, però Mortegliano, piazze importanti, ecco, quindi lo sanno solo per il campanile forse. Sì, esatto, ma neanche tutti. Neanche C'era anche la diatriba se era più alto quello di Mortegliano o Cremona, alla fine il più alto è Mortegliano. Adesso c'è la squadra che è in vetta a questa eccellenza, va in Serie D, e quindi che bel momento. Poi a Mortegliano chi verrà in D sa dove mangiare bene, si mangia bene, poi si va al campo a vedere la partita, quindi sarà una Serie D tutta da vivere, insomma, con bei presupposti, dalla conferma del mister a quello che abbiamo sentito del presidente. Bene, voi siete stati alla fine i protagonisti, i vincitori di questa eccellenza piena di protagonisti, però insomma questo fine settimana, che ovviamente ha acceso i riflettori su di voi, sulla vittoria del campionato, non c'è stato solo quello, c'è stato ad esempio anche le 2 salvezze e le 2 retrocessioni. Sicuramente incredibile quella della Pro Gorizia. Chiudo con un po' di attualità prima di salutarci, e sentiamo che cosa ha detto Verdesca Simone Fornasiere dopo aver vinto il 95esimo con il gol di Dembélé a Fiume. L'impresa sportiva dell'anno? Sì. Io non condivido questa cosa, nel senso che l'impresa sportiva l'avevamo già raggiunta, essere qui oggi era già un'impresa. Per noi questo è il miracolo sportivo. Io non ricordo una squadra con 6 punti a girone d'andata che è riuscita a salvarsi, nessuna. Però devo dire che un terrone, un africano di Lecce, è riuscito a salvare la Pro Gorizia quando nessuno ci credeva. È un sassolino nelle scarpe perché qualcuno ti ha evidentemente etichettato così. Sì, oggi pure mi hanno etichettato. Il primo giorno, se andate a vedere i messaggi alla mia pubblicazione, e tutti i tifosi anche della mia squadra mi hanno tartassato. Per ultimo oggi mi hanno chiamato terrone dagli spalti, e credo di non meritarlo. Io sono una persona umana, sono un italiano come voi. Credo si meriti i complimenti. Tu perdi il primato a Gorizia, no Andrea? Avevate visto, penso anche Presidente, questa squadra? Guarda, secondo me a Gorizia ha giocato contro di noi con una foga, con una determinazione, con la bava alla bocca. Loro hanno segnato il 93esimo ed è stato il punto che io pensavo che ci costasse il campionato, ma gliel'ho sempre detto a lui. Dembélé sempre. Dembélé al 93esimo, tra l'altro ha fatto 70 metri senza che nessuno mettesse giù, sinceramente. Ed era un punto pesante per noi.
Poi non abbiamo pagato a questo punto, ma io credo che sia stato uno dei, se non avessimo vinto il campionato era il punto determinante che non ci permetteva di vincere il campionato. E comunque ho visto una squadra che corre, determinata, con tanti valori anche di ragazzi giovani che secondo me ho visto molto bene. Assolutamente. A proposito dei momenti del campionato, il gol di De Belé a voi, il rigore di Aldrigo Amuzza parato da Chiavon, sì. Sono momenti che fanno la stagione, no? Però restando alla Pro Gorizia, fa un miracolo sportivo? Assolutamente. Secondo me sì. Come ha detto il mister, cioè, giri a 6 punti, a livello mentale sei in difficoltà, quindi fai occhio la pausa. Che lo fece Lizzi l'anno scorso ancora con più punti, partì da 6 anche Lizzi e chiuse con più punti ancora senza il play-out, però sono due situazioni diverse. Due situazioni diverse, con 2 campionati con valori diversi. Quindi la Pro Gorizia mi sembra che il ritorno abbia fatto 24 punti. 24 punti. Secondo me il grosso problema è dare un minimo di stimolo e di convinzione a un gruppo che ha 6 punti. Questo è il grosso problema. Poi possono essere anche bravi. Secondo me ha fatto un miracolo, secondo me, a dare stimoli e convinzione a un gruppo che ha 6 punti. E l'altro grande risultato dell'eccellenza. Perché poi questo gruppo era nuovo, non si conosceva nessuno, al di là poi dei meriti di loro che si trovano, fanno tanti allenamenti, tutto vero. Però poi devi riuscire a realizzare questa cosa, far diventare questa una squadra. Ed è stato un risultato clamoroso. La Pro Gorizia a un certo punto sembrava destinata alla retrocessione per tutti. E poi questo progetto ha parlato, confermati Verdesca e Capria. Visto che tu hai fatto anche il giudice in passato, se dovessi votare miglior allenatore Barbieri o Verdesca? Non puoi farmi sta domanda. No, ma non cattivissima sta domanda. Cattivissima sta domanda. Per me è quello che gioca meglio. Noi abbiamo giocato bene. Infatti Barbieri è per me il miglior allenatore quest'anno, però non dipenderà solo da me, ci sarà la serata dei giudici, vedremo, no? Certo. Comunque Verdesca fa una cosa incredibile. Verdesca ha fatto veramente qualcosa di incredibile, anche perché non era facile, non hanno anche loro delle strutture d'allenamento, cioè si allenavano sul campo, quindi hanno fatto dei sacrifici anche loro e tanto di cappello, bravissimi, complimenti. Hanno sfruttato anche una debacle importante del Fiume, che se il Gorizia ha fatto 24 punti nel girone di ritorno, il Fiume ne ha fatti 9, quindi sai, sfrutti un'avversaria che sinceramente ha fatto poco, quindi da una parte sommate le due cose è logico che dopo... Parlo di Verdesca perché prima abbiamo parlato dell'arbitro del Sud. Verdesca tra l'altro viene a fare un'impresa in una regione dove non aveva mai allenato. Vedi, però cosa ha portato? La determinazione, la voglia di correre, i 4 allenamenti la settimana, 5, non so quanti ne facevano, e questo li ha portati a vincere, perché poi ha portato queste cose al di là poi delle conoscenze calcistiche che sulle quali non entro in merito. Vero. Noi facciamo il miglior gol, la miglior parata, voglio farlo anche nell'ultima puntata, anche se ormai sono fuori concorso. Stacchetto, vediamo. Questo gol è bellissimo, in uno scontro decisivo si alza la palla e va a calciare col destro e batte Alessio. Cotti Cometti, quindi un gol molto bello per chiudere la stagione in una partita determinante. Bello anche l'azione che porta al secondo gol con il taglio di Iacono, c'è l'errore difensivo del River Fleibano ovviamente, mister Barbieri credo abbia qualcosa da dire se un suo difensore fa quel movimento probabilmente, però insomma è per dire anche, Andrea, che il Fontana Fredda però non si è snaturato per andare a cercare la salvezza, l'ha cercata sempre cercando di giocare, anche rischiando. Sì, secondo me il Fontana Fredda al completo ha avuto varie problematiche su degli infortuni, ma al completo era una squadra che non doveva neanche fare i play-out. Quindi si è salvata, sono contento perché sai che io abito lì, quindi conosco tutti, sono felice che si siano salvati, però non era una squadra
che doveva arrivare ai play-out. Però poi con la pazienza, la tranquillità, l'equilibrio hanno dato fiducia e hanno trovato un trend del ritorno che li ha portati poi a vincere anche con merito contro il River Flaibano. Ci ha provato ma non abbastanza. Ho visto la partita, ero lì, ero presente e sinceramente il Flaibano si è dimostrata una squadra inferiore al Fontana Fredda, quindi il verdetto del campo per me è giusto. Vediamo anche la miglior parata con il nostro stacchetto, così insomma ringraziamo anche il nostro sponsor che ci ha supportato in questa stagione con la rubrica. Perché per chiudere quella partita lì, che ha meritato il Fontana Fredda, però serve anche questa parata qui. Tanta roba. Molto bella. Mirolo all'angolino va a toglierla ed è decisivo. Non era stato perfetto sul gol subito, però poi questa è una parata che sigilla la stagione. Rispoli festeggia così la salvezza del Fontana Fredda, il suo primo anno in panchina. Tra le difficoltà però poi è riuscito insieme alla società a trovare il risultato, quindi complimenti al gol di Cotte Cometti e Scapin 2005 decisivo quando è servito i suoi gol stati pesanti, e complimenti a Mirolo. Abbiamo parlato anche delle due salvezze, miglior gol, migliori parate, migliori allenatori, la miglior squadra che ha vinto l'eccellenza, insomma tutte queste cose faranno parte del Junior a tutto campo, ve lo annuncio un po' stasera. Allora, il 26 giugno a Gemona, Madonna delle Grazie, noi premieremo tutte le squadre vincitrici dei campionati. Però sarà un giugno ricco il nostro. Partiremo, abbiamo diviso in 3 appuntamenti la nostra festa dei dilettanti. Forte dell'esperienza maturata in tutti questi anni, tutte le cose che abbiamo realizzato le abbiamo divise. Il 12 la partita in ricordo di Cristian, un momento importante. Tutto ricavato in beneficenza, saremo Simonetti, sarà una sfida tra protagonisti del presente e vecchie glorie, quindi sarà una serata divertente che vi invito a passarla con noi, molto tranquilla per stare assieme. Il 18 a Codroipo nell'hotel faremo le nomination con i giudici per scegliere il miglior allenatore, la miglior squadra non vincitrice di campionato, miglior portiere, miglior giocatore, gol e parata. Questi qua verranno giudicati a Codroipo e poi il vincitore assoluto insieme alle squadre che hanno vinto i campionati e altri premi speciali il 26 giugno saranno omaggiate Madonna delle Grazie. Una location suggestiva e importante perché questo evento è legato all'omaggio, ovviamente al ricordo dei 50 anni del terremoto. Quindi anche un evento speciale. Quindi io vi auguro buona festa, Presidente, venerdì a Mortegliano, giusto? Grazie. Farete qualcosa e vi aspetto con il Junior di a tutto campo. Cercheremo di venire. Io vi aspetto, la Coppa c'è, a qualcuno la consegneremo. Grazie ad Andrea Barbieri, grazie ad Arduino Pattaro. Grazie a te. E io cosa vi devo dire? Questa stagione bellissima non è finita, perché stasera abbiamo omaggiato giustamente l'LME, ma martedì prossimo con i nostri opinionisti, pagellone della stagione. Vi lascio, dopo aver sentito i due principali protagonisti, Pattaro e Barbieri, agli altri protagonisti dell'LME con le prime emozioni raccolte da Jacopo Putin sul campo e vi auguro buona settimana. Ci vediamo ovviamente domani di nuovo con gli appuntamenti quotidiani. Grazie per averci seguito, interviste raccolte a Monfalcone. Penso, come ho detto prima, che non ho mai giocato una partita così emozionante come quella di oggi. Devo dirgli grazie principalmente al mister che mi ha dato fiducia per poter fare tutto questo, che ha sempre creduto in me. Devo dire grazie ai ragazzi che sono stati spettacolari dal primo giorno che sono arrivato fino all'ultimo, e devo dire grazie a tutta la società che ci ha messo nella condizione migliore ogni giorno per poter arrivare a questa conclusione. Penso che ci siamo presi quello che ci meritavamo, penso che eravamo i più forti, noi lo sapevamo dal primo giorno che lo eravamo, adesso l'abbiamo dimostrato a tutti e siamo felici così. Il gol di oggi quanto conta per Fabrizio Bolgan? Tanto, perché io penso che il gol di oggi sia proprio tutti questi 8 mesi di sacrificio. Io so le condizioni in cui ho giocato, so che tante volte
non avrei dovuto giocare, sono andato oltre, sono andato sopra. Penso solamente che oggi con quel gol là racchiude tutti i sacrifici di questi ultimi 6, 7, 8 mesi che ho fatto qua e sono felicissimo di aver raggiunto questo obiettivo qua che ci eravamo posti. Nelle stagioni di Fabrizio Boigan dove si posiziona questa? Penso che sia, come ho detto, penso che sia la più importante per il momento in cui, dal momento in cui siamo partiti, per la posizione in cui eravamo. Per tutto quello che è successo durante l'anno sono state tante emozioni, sono stati tanti momenti. Dopo la sconfitta col Monfalcone qua in questo campo, tanti ci avevano dati per finiti, noi non abbiamo mollato, abbiamo continuato dal giorno dopo a dare il doppio di quello che stavamo dando perché non era sufficiente. Ti ripeto, penso che quello che abbiamo ottenuto oggi è solamente la ricompensa di tutto. A chi dedichi questa promozione e il gol di oggi anche? Ai miei figli prima di tutto, alla mia ragazza che sempre mi è stata a fianco e a tutte le persone che hanno creduto in me, mi hanno dato fiducia e mi hanno aiutato in questo percorso qua. Un'ultima battuta, la stagione è appena finita, ma Boigan ci pensa a rimanere in D alla Variano? Stasera penso a godermi questo giorno qua, a festeggiare coi ragazzi, poi prossimi giorni ci sarà modo sicuramente di incontrarsi, parlare, valutare cosa è la cosa migliore da fare. Enrico Ruffo, protagonista di questo spareggio con il gol, che emozione è stata di nuovo contro il Pordenone? Un'emozione che non riesco neanche a spiegare, una partita penso meritata, una stagione che è stata un po' complicata all'inizio ma poi con le nostre qualità abbiamo dimostrato quelli che siamo e oggi questo gol è un coronamento corona sicuramente un'annata incredibile e ce lo meritiamo tutti. A chi vuoi dedicare questo gol? Questo gol lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza e alla squadra che mi sono sempre stati vicini anche nei momenti più difficili e quindi il gol va tutto a loro. Qui con Elio Cappellari, tanto complimenti per la vittoria, partita enorme contro il Pordenone. Quali sono le emozioni in questo momento? Ce lo siamo meritati, è stata un'annata incredibile, siamo partiti male, poi è iniziata la rincorsa, non abbiamo mollato domenica dopo domenica e oggi raccogliamo tutto quello che abbiamo seminato durante l'anno. Sono veramente fiero di far parte di questo gruppo e siamo veramente uno spogliatoio incredibile, ce lo siamo solo che meritati e adesso festeggiamo come è giusto che sia. Deanna, Foschiani, due assoluti protagonisti di questa stagione. Che effetto fa vincere il campionato lo spareggio dopo una giornata del genere e un campionato del genere? Un bel effetto per me, però ce lo meritavamo perché da quando siamo arrivati abbiamo sputato sangue e può anche confermare lui e quindi super meritato per me, quindi bravi per tutti, me era il primo campionato che vincevo, il primo campionato d'eccellenza, ho trovato dei ragazzi fenomenali, un mister, un preparatore, uno staff unici, quindi sono contentissimo, poi vincerlo contro la mia ex squadra è ancora più bello. Joan Boniglia, una stagione incredibile, una partita incredibile, quella di oggi. Quali sono le sensazioni dopo la vittoria? Sinceramente sono senza parole, sono ancora un po' scosso perché oggi abbiamo dato veramente tutto, ci meritavamo. Il destino ci ha fatto un bel regalo perché un mese fa circa qui a Monfalcone abbiamo perso lo scontro diretto, sembrava quasi tutto finito e il giro di un mese si è ribaltato tutto e oggi in questo campo dove abbiamo perso stiamo festeggiando, è una cosa bellissima. A chi dedichi questa vittoria? La dedico sicuramente alla mia famiglia, mia amorosa, ma soprattutto a sto gran gruppo, sta società che non ha mai smesso di lottare, anche quando eravamo meno 12, quando abbiamo perso qua, è di tutto il gruppo sta vittoria qua. Sì, sono grandissime perché comunque c'è un'annata intera dietro a questa partita e vincerla è spettacolare. Ne fate tante di stagioni da protagonista, questa dove si colloca? Questa è una cosa nuova anche per me perché non mi era mai successo uno spareggio all'ultima, ma è una super vittoria. Io cerco sempre di fare il mio meglio, anche questa è nata bene, miglior difesa, abbiamo vinto e spero di non perdere
il sapore della vittoria, ecco. Qui con Tosolini, oggi un duello difficile contro Zorzetto nella giornata più importante, invece sei riuscito, che effetto fa oggi vincere? È l'incoronamento di una stagione fantastica, di un gruppo di amici, ci siamo divertiti dalla prima all'ultima giornata e sono felice per tutti quanti i ragazzi perché ce lo meritiamo, dal primo all'ultimo. Una stagione così lunga fino ad arrivare allo spareggio, com'è stata questa stagione? Sinceramente quasi inaspettata, per come siamo partiti abbiamo scoperto veramente un gruppo di persone bravissime, di amici, leali, e un presidente, un mister, uno staff incredibile. Ce la meritiamo tutti, dal primo all'ultimo. Siete la miglior difesa, vi siete sentiti la miglior difesa quest'anno? Diciamo che si difende sempre in 11, quindi il complimento e i meriti vanno a tutti, poi le statistiche fanno sempre la loro parte. A chi vuoi dedicare questa promozione? Innanzitutto ai compagni che se la sono meritata, poi alla famiglia e all'amorosa che era qua con tutti loro a vederla. Direttore Modolo Perelli, dopo la vittoria in una stagione così lunga, così complicata, difficile rincorrere tutta la stagione, ultima giornata allo spareggio, si vince, quali sono le emozioni e soprattutto cosa c'è dietro una stagione del genere? Allora, epilogo migliore non ci poteva essere, perché vincere lo spareggio proprio non lascia spazio a nessun dubbio, a nessun incrocio. Percorso meraviglioso dei ragazzi, perché inizialmente è stata difficile, assolutamente, però poi non ha mai mollato, ci hanno sempre creduto, col cambio di allenatore poi abbiamo cambiato marcia, stare dietro non è stata facile, abbiamo rincorso, poi il valore del loro campionato, la vittoria del loro campionato è questa, la rincorsa, l'essere sempre lì e farsi trovare sempre pronti poi quando contava. C'è stato un cambio di mentalità e un cambio passo ad un certo punto della stagione che ha fatto la differenza? Sicuramente sì, abbiamo trovato anche una consapevolezza che magari prima non avevamo, grazie anche all'allenatore, ma anche all'ambientamento poi di alcuni giocatori, e abbiamo preso il massimo perché era un obiettivo che potevamo solo sognare oggettivamente dopo una promozione vinta e dopo il primo anno in eccellenza anche nella storia della società, quindi meglio di così veramente non si poteva fare, era impossibile. Si è detto tutto l'anno che l'LM era la squadra più forte, fatta quasi con le figurine, ma oggi, ma anche durante l'anno, si può vedere anche un gruppo unito e coeso. È stata anche una caratteristica di questo LM, nonostante i tanti nomi importanti. Sì, perché spesso, sai, il fatto è tante figurine porta poi a delle risultanze che non sono ottimali, e invece direi che le figurine hanno fatto il loro buonissimo campionato e ci hanno portato poi a vincere e credo anche a meritare la vittoria in questo spareggio, decisamente. Alessio Battistić, direttore sportivo, cosa si prova a vincere una delle eccellenze più belle degli ultimi 10 anni? È una grande soddisfazione per tutta la società, per il presidente in particolare, per tutte le persone che ci danno una mano e per la comunità di Mortegliano e Lavariano che oggi è venuta in grandissimo numero a darci una mano. Quindi bravi loro, bravi ragazzi, lo staff in particolare. Una stagione difficile, a un certo punto riprogettata, quali sono state le difficoltà di questo anno? Abbiamo pensato una cosa, poi abbiamo dovuto in corsa fare una modifica, le difficoltà sono state i competitor, nel senso che abbiamo affrontato delle squadre fortissime, è stata un'eccellenza super competitiva. Noi un mese fa eravamo qua a giocare con Monfalcone, siamo andati a -4, oggi festeggiamo la promozione in Serie D, quindi con questi competitor era tanto difficile, quindi ancora più complimenti ai nostri ragazzi.